Beh, direi che a questo punto siamo in live, quindi vi dico bentornati su Parresia. Fu uno degli imperi dell'antichità più grandi del mondo allora conosciuto. Parliamo ovviamente dell'impero di Alessandro il Grande. Tuttavia ci fu una battaglia che fu un vero e proprio momento decisivo nella sfida del mondo greco-macedone contro quello persiano. E parliamo della battaglia di Isso. Proprio riguardo, quindi vi sento di consigliarvi, guarda un po', il libro, spero di poterlo inquadrare bene, Il demone della battaglia, Alessandro a Isso per i tipi, Il mulino, su cui ovviamente si baserà la live di stasera. E parleremo di questa battaglia ovviamente con due ospiti molto graditi. Al mio fianco Gioa Canestrelli del canale Europa Antiqua e l'autore del libro, ovviamente, Gastone Breccia, che io ringrazio per essere qui con noi. Buonasera a tutti, signori. Buonasera, grazie a te dell'invito. Grazie a voi di essere qui. Allora, partiamo da te Gastone, partiamo anche a bomba, ma prima di affrontare la battaglia di Isso vera e propria, parliamo della battaglia di Isso, magari un po' precedente, cioè Isso prima di Isso. In poche parole, parliamo dell'ascesa macedone, ovviamente da parte di una persona, cioè il papà di Alessandro Magno, Filippo II di Macedonia, e la creazione di quella che sarà conosciuta come la Falange macedone. Perché? Perché di fatto, se non ricordo male, ma poi ci direte voi fondamentalmente, la Falange non è tanto una creazione quanto un'evoluzione di una strategia che poi creò e mise in atto il papà di Alessandro, cioè Filippo II. Vabbè, a te la parola, Gastone, prego. Grazie, sì, Filippo II è veramente uno dei più interessanti personaggi del IV secolo, ma direi proprio del mondo antico, perché con una grandissima abilità politica, prima ancora che militare, riesce a trasformare la Macedonia dal regno periferico del mondo greco, considerati un po' mezzi barbari, considerata gente che parlava il greco, insomma, un po' a modo suo, riesce a trasformarla non solo nella potenza egemone militarmente ed economicamente appunto dell'Ellade, ma anche nel faro, diciamo così, no, della civiltà greca, nel punto di riferimento attorno a cui si coalizzano gran parte delle forze della Grecia per intraprendere questa grande spedizione così di vendetta, viene concepita come una vendetta per gli oltraggi subiti dalla Persia nel secolo precedente, nel secolo e mezzo precedente. Filippo è un genio organizzativo perché veramente la sua impronta sull'esercito macedone è decisiva e Alessandro non farà che utilizzare al meglio uno strumento che era stato creato dal padre, non è un innovatore dal punto di vista dell'organizzazione, dal punto di vista appunto forse dell'impiego dell'organizzazione, dell'armamento, della disciplina, dell'addestramento, non è un innovatore. Filippo quindi in circa 15 anni forgia uno strumento bellico eccezionale. Come hai detto giustamente tu, nulla nasce dal nulla, questa è una banalità. Sfrutta già delle intuizioni che erano state di Ficrate, generale ateniese attivo nei primi decenni del IV secolo, che erano intuizioni che andavano oltre il tradizionale modo di combattere delle poleis greche, no? Che era basato sulla falange politica, armata di lancia da urto, no? Corta, però corta, e molto limitata nella sua manovra tattica sul campo. Ificrate arma i suoi fanti con delle lance più lunghe, saranno poi riprese da Filippo con le salissime macedoni che vediamo in questa immagine, e rende più mobili le unità di fanteria del suo esercito. Quindi mettendo in grossa difficoltà gli opliti che a quel punto si trovavano a mal partito perché attaccati magari sui fianchi o alle spalle da unità più rapide a muoversi sul campo. Filippo però non solo sviluppa queste intuizioni, diciamo così, no, sul nuovo armamento e la maggiore flessibilità poi tattica della fanteria, ma crea un esercito di armi combinate, diciamo così, no? Cioè accanto alla fanteria utilizza cavalleria pesante, cavalleria leggera, peltasti, cioè fanteria leggera, tutti con uno specifico ruolo sul campo di battaglia. Io credo che non sia esagerato dire che l'esercito macedone di Filippo e poi di Alessandro è il primo esercito moderno occidentale, lasciamo poi sui persiani magari ne riparliamo, però concepito come esercito multiarma e quindi multiruolo anche, con ogni reparto con un suo ruolo particolare. Questa gli dà una superiorità schiacciante sulle migliori fanterie greche che vengono disfatte a Cheronea nel 338 a.C., una battaglia decisiva che
diciamo, stabilisce definitivamente l'egemonia macedone sulla Grecia. No? Gli Opliti di Tebe, gli eroici Opliti del battaglione sacro vengono sterminati, gli Opliti ateniesi vengono sconfitti e i macedoni, grazie a questa integrazione fra armi diverse e formazioni, unità diverse, dimostrano che ormai la guerra degli Opliti è superata. Alessandro utilizzerà questo strumento contro i persiani in maniera straordinaria, insomma, tatticamente straordinaria. Ma tra l'altro lo stavi citando proprio, c'è però anche lo zampino un po' di Epaminonde e Pelopida, perché comunque Filippo II era stato posto in ostaggio dai Tebani, e quindi i due Miconi, Beoti, non Beoti come offeso ovviamente, ma della zona della Beozia, Epaminonda e Pelopida, insomma, avevano poi la tattica della falange obliqua, che ovviamente poi aveva assorbito successivamente Filippo II, o dico male? Prego. No, Filippo col fatto che conosce personalmente appunto Epaminonda e parla con lui quando è un giovane ostaggio, può abbeverarsi alla fonte di quella che era stata l'unica vera innovazione tattica dal punto di vista della manovra sul campo di battaglia degli ultimi secoli in Grecia, almeno diciamo semplificando un po', no? Questa idea dell'ordine obliquo, di concentrare una forza maggiore su un punto particolare, uno Schwerpunkt, no? Sul campo di battaglia, ed evitare lo scontro nel resto del campo di battaglia dove si era più deboli, quindi no? Opporre forza a debolezza e debolezza a forza, come avrebbe detto Sun Tzu. Quindi è sicuramente qualcosa che gli fa scattare nel cervello l'idea che sia possibile andare oltre la vecchia guerra degli Opliti a falangi schierate in maniera speculare, no? Dove veramente vinceva di fatto il peso, no? Il maggior peso, il maggior addestramento. Però attenzione, Epaminonda e Pelopida soprattutto Epaminonda, quanto sappiamo, è un genio tattico perché utilizza questo ordine obliquo, celeberrimo, ma non è un innovatore poi dal punto di vista dell'organizzazione, dell'armamento, quindi quella poi è veramente Filippo, attraverso l'esempio di Ficrate e forse attraverso anche l'esempio orientale, perché attenzione, l'Oriente ha una storia militare meno nota ma comunque interessante, da cui potevano venire spunti interessanti. Quindi il ruolo di Epaminonda è importante ma non va sopravvalutato, diciamo così. Certamente. Joel, io non so se vuoi aggiungere qualcosa a riguardo, dato che comunque su tattiche, armamenti e quant'altro anche Ma dell'antica. sicuramente, io sono d'accordissimo con tutto quello che ha detto Gastone. Io credo che un punto importante, interessante, sia, e questo è una cosa che ho detto spesso, la falange macedone, e che appunto è debitrice della riforma ficratea. Con i Ficrate noi abbiamo armature più leggere, lance più lunghe, arrivano dalla lancia oplitica di 2 metri, già con i Ficrate si passa a un'asta di 3 metri e mezzo, poco più lunga di 3 metri e mezzo, quindi si punta di più e giustamente, come diceva Gastone, anche a una realtà più dinamica. Ecco, la falange macedone si impone, secondo me, perché più che un'evoluzione della falange oplitica è ideologicamente una sua perversione, dico sempre. C'è un libro molto bello, un po' datato sotto certi punti di vista, ma che io consiglio sempre, che è L'arte occidentale della guerra di Henson, che alcune teorie di Henson sono state riviste, però per quanto riguarda la dinamica dello scontro politico, Henson forse la fa un po' troppo semplice, immaginando esclusivamente dei grossi colpi frontali, però ecco, ad oggi secondo me le varie rivisitazioni non hanno ancora offerto un quadro poi così antitetico rispetto ad Henson. Da un punto di vista concettuale, la falange politica in Grecia nasce per dare regole a qualcosa che regole non ne ha, che è la guerra. I greci vogliono cercare di risolvere il conflitto nella maniera più semplice possibile, più veloce possibile, che non lasci dubbi, che sia chiaro chi vince e chi perde, per poter poi tornare alle loro occupazioni. La guerra è un dovere doloroso per il cittadino greco, che va fatto perché è un dovere, ma è qualcosa che il mondo greco classico, secondo me, non ama particolarmente. Ed ecco che lo scontro politico, di fatto, per carità,
ha i suoi morti, ed è cruentissimo, perché comunque grossi colpi frontali ci sono, portati avanti da questi soldati armati, corazzati in maniera così pesante, che portano ad avere, soprattutto nei primi momenti dello scontro, un 12% di mortalità rispetto alla mortalità totale, l'ha calcolato Enson. Bene, però appunto una volta avvenuto il primo impatto c'è quello che i greci chiamano otismos, che è la spinta. E qui ecco, parlare di guerra ritualizzata secondo me è eccessivo, perché di nuovo insomma, i morti ci sono, però ecco, diciamo che la perizia marziale non è che avesse questa gran possibilità di esprimersi. A un certo punto uno dei due corpi di falange perdeva coesione, veniva bucato dalla falange avversaria, appena perdeva coesione collassava su se stesso, perché la falange funziona solo se è coesa, e i soldati che compongono la falange che ha perso si danno la fuga gettando anche gli scudi per poter correre più velocemente. Chi ha vinto non li insegue perché non ha bisogno di inseguirli, ma anche perché probabilmente non ha il fiato per farlo. Bene, questo portava a una forma di guerra che aveva a conclusione dello scontro una quantità decisamente ridotta di morti. Ecco, la falange macedone invece ha un funzionamento che è completamente diverso. Con le sarisse, che inizialmente sono sui 5 metri, credo 5-6 metri, non oppone un muro di scudi che si utilizza come un ariete, ma oppone una selva di lance, più vicina all'idea della con tutti i distinguo del caso, i quadrati di picche che verranno molto dopo nel basso medioevo primo rinascimento. È una E macchina anche enorme. perché, scusa se ti interrompo, Uh-huh. se non ricordo male, poi aiutami anche tu Gastone a riguardo, se non ricordo male una simil tattica, diciamo, di falange verrà ripresa anche da Gonzalo da Cordova per le battaglie poi 4-500esche, e quindi che poi verranno riprese ovviamente anche dai famosi tercios spagnoli e quant'altro, e nelle loro formazioni. Quindi ecco, Ma, storia cioè, che ecco, ma sicuramente perché alla fine, insomma, se uno va a guardare, non dovendo sottostare a delle logiche, ehm, posso chiamarle tradizionali, culturali, filosofiche, ma dovendo semplicemente vincere e nel vincere uccidere il maggior numero di nemici, ad essere efficace e efficiente sul campo, il modello della falange macedone è un modello che poi, ripeto, si scontrerà molto dopo con un modello propriamente occidentale, che sarà quello dell'arma da getto e arma corta da mischia promosso dai romani e dalle realtà propriamente dell'Europa centro-occidentale. Però nel mentre, se la vediamo come passaggio successivo rispetto alla falange oplitica, è un modello che sicuramente è vincente, è efficace. Ma soprattutto, come diceva Gastone, è qualcosa che apre la strada poi a, a un concetto di esercito moderno e a un concetto di specializzazione. Con una fanteria di linea come quella dei peseteri, dei pesetaioli, dei falangiti armati alla macedone, necessariamente per riuscire poi a colmare un quadro tattico bisognerà inserire altre figure di specialisti che suppliscano quello che i peseteri non possono fare. E questo lo vedremo poi con tutta la tradizione degli eserciti ellenistici, ma già con Alessandro noi vediamo che ci sono iniziano ad esserci dei reparti specializzati etnici, oltretutto. Questo è interessante perché verrà ripreso dal mondo ellenistico, ma poi anche da quello romano, come gli Agriani, ad esempio, che sono una tribù peonica e lirica che erano specializzati nella schermaglia e forniscono fanti leggeri estremamente mobili laddove la falange non ne ha. Ecco, permetterà alla falange poi, e questo ecco, Filippo lascia ad Alessandro dei pezzi che funziona benissimo. Alessandro li monta, secondo me, in una maniera creativa ancora migliore. Una fanteria come quella macedone non può che aprire a un uso della cavalleria come quello che vediamo da parte di Alessandro, che ha questo muro di picche che avanza
imbattibile questo muro di morte che avanza, ecco, Alessandro riesce a coadiuvare una cavalleria, si parla appunto di Incudine e Martello, poi ne parlerà meglio Gastone, e appunto riesce a coadiuvare una cavalleria che colpisce la fanteria nemica, in qualche modo la butta, la lancia contro questo muro di pietre che sta avanzando, e vedremo che poi questo farà talmente tanto scuola che, come ha notato André Rapin, noi abbiamo l'applicazione di una tattica analoga descritta perfettamente e in un ambiente completamente diverso, che è quello delle schiere celtiche germaniche dei Cimbri a Vercelle. André Rapin mostra come i contatti che il mondo celtico secolo precedente aveva avuto con il mondo ellenistico in qualche modo avevano insufflato una dinamica, quella di una cavalleria che va a spingere la fanteria nemica contro una fanteria armata di lunghe lance. Ecco, qualcosa del genere fa talmente tanto scuola che riverbera militarmente in tutto l'Occidente. Ma senza nemmeno dover parlare di questo, basti pensare che il simbolo macedone, il sole di Vergina, diventa un simbolo slegato dal regno di Macedonia, ma diventa un simbolo universale utilizzato nel mondo etrusco, nel mondo romano, nel mondo cartaginese addirittura, perché a un certo punto c'è uno scollamento, è un modello militare e un modello vincente in assoluto, quello macedone, talmente tanto risonante che diventa simbolo per tutto il mondo conosciuto. Bene, dato che ne abbiamo parlato anche di Incudine e Martello, oltre che insomma di schieramenti, ecco, io volevo sapere da te, Gastone, le tattiche e un po' le strategie di Alessandro. Cioè, abbiamo parlato di armi combinate, magari cerchiamo di approfondire un po' di più questa cosa, ma specialmente il mantenimento dell'iniziativa, che è estremamente importante, di cui tu ne parli ampiamente nel libro. Quindi, Gastone, a te la parola. Allora, sì, partiamo allora dalla strategia, È stato così bello che ha staccato direttamente. Adesso torna, evidentemente è successo qualcosa. Non so, Gioa, se tu vuoi intanto iniziare il discorso a riguardo, un po' dell'Incudine e il Martello, ad esempio, intanto io... Ma questo, allora, l'Incudine e il Martello in realtà, come dicevo, è qualcosa che viene in automatico, secondo me. Cioè, quando si riesce ad avere una fanteria come quella macedone, che è incredibilmente specializzata e che ha un compito tattico sul campo che, se vogliamo, è anche abbastanza banale. Ecco, è tornato Gastone. Sì, Scusatemi, non so perché sono sparito io, evidentemente si era chiuso tutto. No, allora scusami Gioa, stavi parlando? No, vai, per carità. Sì, stavo parlando di allora, Incudine e Martello. Noi. Allora aspetta, no, io invece ero partito dal grande al piccolo, stavo dicendo, ero partito dalla strategia, no? Perché direi questo è abbastanza fondamentale. Perché Alessandro, uno dei punti più controversi è se Alessandro Magno persegua fin dall'inizio una strategia, diciamo, di annientamento dell'impero persiano, o se invece questo sia un disegno che si va, diciamo, precisando nel corso della campagna. Io sono convinto che la sua strategia sia fin dall'inizio quella di diventare lui il padrone dell'Asia, non solo perché c'è quella scena famosa che pianta la lancia appena sbarcato in Asia e dice io divento padrone dell'Asia per diritto di guerra, secondo alcune fonti, non tutti, però non è solo quello, è che le sue azioni sembrano fin dall'inizio volte a togliere alla Persia la potenza navale, quindi a concentrarsi sulla conquista prima dei porti dell'Asia Minore, quindi Mileto, Alicarnasso, Mileto, e poi scendendo giù verso la costa siriaca, e dove poi infatti è il motivo per cui poi ci sarà la battaglia di Isso fondamentalmente. Quindi è l'idea come primo passo di togliere alla Persia le sue basi navali, che erano quello che poi pesava sul controllo del Mar Egeo e del Mediterraneo orientale, che pesava come un macigno sul destino del mondo greco, perché senza la tutela navale persiana era stata decisiva anche per l'esito poi della guerra del Peloponneso, insomma, la lasciamo stare. Quindi c'è questa strategia molto chiara di impadronirsi delle zone costiere per
assestare già un primo colpo fortissimo alla potenza persiana. Dopodiché il resto viene un po' da sé, nel senso che per evitare questo Dario III è costretto a intervenire. Lasciamo stare la prima battaglia del Granico, che avviene pochi giorni dopo lo sbarco in Asia ed è in fondo una battaglia minore contro i satrapi dell'Asia minore. Quindi Dario III è costretto a intervenire, quindi subisce l'iniziativa strategica di Alessandro e deve seguire il suo nemico sostanzialmente, poi manovra in maniera forse abbastanza abile, no? Portandosi sulla linea di comunicazione di Alessandro, che è costretto a combattere una battaglia a fronti invertiti, come sapete, a Isso. In questo modo però rinuncia al vantaggio di combattere in una zona aperta come poteva essere l'interno della Siria e si va a cacciare in una valle dove la sua superiorità numerica non è così decisiva. Quindi questi sono aspetti poi tattici della battaglia, ma dal punto di vista strategico io sono convinto che Alessandro fin dall'inizio persegue veramente una strategia non di semplice sicurezza per il suo regno, quindi di conquistare un pezzetto di Asia Minore, spostare più a oriente le frontiere della Macedonia e mettersi al sicuro. No, lui persegue una strategia di annientamento della potenza persiana e manovra in modo da costringere Dario a affrontarlo sul campo di battaglia, perché è sicuro che sul campo di battaglia vincerà. Lui ha una fiducia, poi ben riposta, come si dimostra, appunto ben riposta, ha una fiducia estrema nel fatto che sul campo di battaglia il suo esercito sarà in grado di sconfiggere quello persiano nonostante l'inferiorità numerica, che poi non so Joel che ne pensa, questo è un punto controverso, non era probabilmente così enorme come ci vogliono far credere alcune fonti, no? Però anche se fosse stata di 2 contro 1, che è probabile, era sempre un bel problema, insomma. Ecco, quindi sul campo di battaglia, poi ho visto che hai già messo l'immagine incudine e martello, effettivamente Alessandro si dimostra un eccezionale condottiero di uomini proprio, anche perché si mette alla testa della sua cavalleria, è in prima linea, questo ne parlo abbastanza diffusamente nel libro. Vai Joel, avevamo interrotto il tuo discorso riguardo. No, ma nulla, insomma, là si parlava appunto della strategia del cudine e martello, cioè quello che stavo dicendo era sì che effettivamente dico, di per sé il compito di una fanteria così specializzata come quella macedone, per certi versi, se vogliamo, è banale, nel senso che il punto è questo: l'esercito di Alessandro funziona perché ogni suo componente fa il suo lavoro. È lì che dico che appunto apre la porta a un'enorme specializzazione. E se le fanterie leggere o in generale le fanterie più mobili non erano pronte a tutelare i fianchi della falange, la falange rischiava di collassare. Se la falange non oppone un muro impenetrabile alle fanterie persiane, c'è un altro problema: se la cavalleria non spinge, quindi ecco, diciamo che è un ingranaggio perfetto. È un ingranaggio perfetto che deve funzionare però in maniera perfetta, ed è questo secondo me allora un po' il neo, nel senso che la falange, l'esercito macedone funziona benissimo finché c'è Alessandro. Ecco, è questo. Noi vedremo in futuro eserciti ellenistici che avremo. Alla morte di Alessandro si aprirà una situazione che vedrà i dialoghi scontrarsi gli uni contro gli altri, ma in generale vedremo spesso eserciti ellenistici prendere delle sonore batoste da realtà. Non mi metto nemmeno a parlare di Pirro contro Roma, ma penso alle prime calate dei Galli nel Regno di Macedonia, che portano addirittura alla morte e per decapitazione di un re macedone. Ma questo perché appunto è un sistema che va verso una specializzazione estrema dei suoi corpi e dove tutte le sue componenti devono muoversi in perfetto sincrono, e possono muoversi in perfetto sincrono se c'è una persona eccezionale come Alessandro a fare il direttore d'orchestra, secondo me. Perché da un mio punto di vista, ecco, Alessandro, ma qua forse non conosco benissimo il contesto, infatti Gastone prima mi stava facendo notare, parlando appunto dell'idea di tagliare tutto il sistema navale dei persiani, andare a spingere su la rivolta della Fenicia, quindi ecco, c'è un pensiero sicuramente
strategico interessante dietro. Però ecco, io in generale ho sempre visto Alessandro Magno come una persona, un buon generale sul campo, una persona capace di emozionare, di spingere i suoi uomini, ecco, di dare un'enorme carica emotiva. Forse magari la mia idea è anche un po' frutto delle rivisitazioni moderne, però ecco, non l'ho mai visto calcolatore come un Annibale o come un Cesare, ecco. Anche perché di per sé, se ci pensiamo, l'idea che io sono assolutamente d'accordo con Gastone, l'idea che Alessandro da subito abbia pensato a far collassare l'impero persiano e a conquistare l'Asia è un'idea magnifica, ma un'idea anche folle per certi versi. Proprio dalla sua follia, secondo me, attinge parte della sua forza. Allora, se posso inserirmi, perché hai detto una cosa che mi ha Assolutamente sì. fatto pensare, riguardo gli eserciti post-alessandrini, nel senso dopo la morte di Alessandro, che rivelano anche una certa debolezza. Quindi qualcosa che va fuori dal mio libro, non ne ho parlato, ma secondo me i Macedoni finiscono per essere vittima, essi stessi, del mito della falange. Cioè a un certo punto non capiscono più che la falange non è l'arma assoluta, non può vincere da sola qualsiasi scontro, qualsiasi battaglia, e anzi, nella concezione di Filippo e di Alessandro, è un'arma di supporto quasi allo sfondamento della cavalleria e appunto al colpo di martello dato dalla cavalleria. È fondamentale, ci mancherebbe, ma non è lei da sola che vince le battaglie, deve essere protetta ai fianchi, deve essere impiegata sul terreno di un certo tipo, e soprattutto è la cavalleria che risolve offensivamente lo scontro. Invece, forse anche l'aspetto così spettacolare che incute questo terrore, lo sappiamo anche dalla vita di Lucio Emilio Paolo, di Plutarco, che di fronte alla falange ha un momento di panico quasi. Quindi il suo aspetto della sua tremenda efficacia nello scontro frontale ne fanno quasi, no, l'arma principe dell'esercito macedone, che in origine non era in realtà. Comunque non era l'arma risolutiva, e puntare troppo sulla falange, dimenticarsi appunto che va protetta, che va accompagnata, che ha bisogno di certi tempi e modi anche nel suo dispiegarsi sul campo di battaglia, la rende vulnerabile ai manipoli di Roma, a Cinocefale o a Magnesia, e la rende vulnerabile ai Galati quando calano appunto in Asia Minore. Questa è una cosa interessante. Altra cosa, sono appunto d'accordissimo con tutto quello che ha detto Joel e anche appunto sulla necessità appunto della collaborazione, e invece per quello che riguarda Isso in particolare, la debolezza della falange si rivela nell'unico momento di crisi della battaglia, perché quando le Taxeis devono passare il fiume hanno un momento di difficoltà, perché dovendosi arrampicare sulla riva opposta, la riva settentrionale, la riva destra del fiume, i reparti si disuniscono inevitabilmente. Immaginatevi di dover fare 2-3 metri di dislivello abbastanza ripidi con una sarissa in mano mantenendo l'allineamento, impossibile. E i mercenari greci opliti di Dario, che combattono per Dario, se lo aspettano, se ne accorgono, li contrattaccano nel momento in cui questi emergono a livello della pianura in disordine, e c'è un momento di grossa crisi in cui cadono appunto, mi sembra dice 172 macedoni, molti di alto rango, e la crisi viene risolta perché arriva la cavalleria di Alessandro. Le Taxis fanno fatica a respingere gli Opliti, ma arriva Alessandro in tempo, investe gli Opliti greci sul fianco e risolve la battaglia di fatto. Quindi la falange ha dei grossi limiti di impiego, persino a Isso c'è un momento di vera crisi, insomma, no? Quando sul terreno sconnesso, diciamo così, difficile, perde coesione. Sì, piccolo fun fact un po' nerd, nella battaglia dei bastardi di Game of Thrones c'è proprio una parte similare di in realtà falange nemica, che viene però asfaltata dalla cavalleria della Valle. Questo è giusto per Ecco, farvi capire non un po' me lo ricordavo. Ora, beh, ti senti adesso un po' più, diciamo, istruito ora, Gastone, da Istruito. questo punto di vista. Io invece volevo chiedervi sempre riguardo
la testa di ponte, che ne avevamo un po' parlato, a meglio, ne hai parlato un pochino tu, Gastone. Allora, c'è una battaglia precedente a Isso, che è la battaglia del Granico, che forse sarebbe, insomma, almeno dire qualcosa. L'episodio del nodo di Gordio, che invece ha tutta una certa, ecco, come dire, importanza da questo punto di vista, per un po' profetica, diciamo così. E invece la parte più importante, a cui accennavi prima, è, e magari possiamo approfondire un po' di più, è il rapporto tra, sì, la conquista della terra e la dominazione del mare. Perché tu hai detto appunto che era probabilmente nelle corde, nel pensiero, diciamo, di Alessandro, avere una dominazione marittima per meglio penetrare il territorio persiano. Ecco. Come si Allora, esplicita? sulla battaglia del Granico è una battaglia su cui siamo informati in maniera meno precisa di quello che sarebbe necessario, nel senso, su Isso le fonti sono più chiare per la ricostruzione tattica. Al Granico, l'esercito che si oppone ad Alessandro, il nervo dell'esercito è fatto da mercenari greci che hanno il dente avvelenato perché sono passati pochi anni dalla disfatta di Cheronea, molti avevano amici morti a Cheronea o se non avevano combattuto essi stessi a Cheronea, quindi c'è uno scontro in cui si rivela la superiorità appunto dell'esercito macedone, basato soprattutto sulla collaborazione fanteria-cavalleria, gli opliti che hanno una grandissima capacità di resistenza, no? Quando vengono attaccati, ma sono poco mobili, alla fine vengono isolati e circondati al centro del campo di battaglia quando la cavalleria persiana sulla loro sinistra soprattutto cede e a quel punto non hanno più scampo. Tra l'altro è uno dei casi in cui Alessandro si dimostra assai poco magnanimo nei confronti degli sconfitti che vengono o passati per le armi oppure poi mandati ai lavori forzati, sostanzialmente greci, sto parlando di greci. Quindi è una battaglia in cui Alessandro tra l'altro corre dei rischi personali gravi e inizia a dimostrare la sua leadership eroica, quella che è stata definita la leadership eroica e a cui faceva riferimento Joel poco fa, cioè la capacità di trascinare gli uomini in combattimento, che credo che sia storicamente fondata, che non sia una leggenda nata a posteriori. È perché lui sa che quel tipo di scontri si decidono in pochi minuti. In realtà, questa è una cosa su cui insisto nel libro, non sono battaglie che durano ore e ore e ore, che si trascinano per giornate intere. Il momento decisivo dello scontro è veramente molto ridotto nello spazio e nel tempo. Immaginate che Alessandro andava all'attacco con poche centinaia di cavalieri alla fine, cioè la sua cavalleria pesante non è che fossero decine di migliaia, erano 1800 se fossero stati tutti, ma in realtà poi il cuneo di cui lui teneva il controllo erano poche centinaia. E quindi lui capisce quanto sia importante farsi vedere alla testa di quel cuneo di cavalleria nel momento cruciale, perché poi è come un castello di carte che viene giù, lo diceva bene anche prima, quando una falange inizia a evitare il collasso. Quindi lui sa che giocare lo strumento nemico in quel punto rapidamente e poi che estendere questo crollo, questo effetto domino sul resto dello schieramento. Poi facevi riferimento al nodo di Gordio, episodio che tutti conoscete, famosissimo, ma che credo sia importante ricordare perché lì Alessandro si dimostra non solo un leader, appunto, la leadership eroica, ma un genio, diciamo così, delle public relations, perché lui arriva, no, in questa cittadina nel cuore dell'Asia Minore dove c'era questo canapo annodato al timone di un carro che nessuno aveva mai avuto la capacità di sciogliere. La profezia diceva chi lo avesse sciolto sarebbe diventato padrone dell'Asia. Allora, ci raccontano le fonti, lui arriva, non ci riesce, nemmeno lui all'inizio, sta per fare una figura barbina di fronte a tutto il mondo, perché poi tutti erano pronti ad andarlo a raccontare ai quattro angoli della terra, capisce che se non riesce a scioglierlo questo è un problema, perché poi il morale del nemico sarebbe immediatamente, se ne sarebbe giovato immediatamente, e allora cosa fa? Tira fuori la sua spada, taglia il nodo e così non solo risolve diciamo così, la profezia, compie la profezia perché in qualche modo lo ha sciolto, ma è il come compie la profezia che è fondamentale e viene subito reso noto questa cosa sì ai quattro angoli del mondo, cioè con la spada. Lui diventa
grazie alla profezia, il futuro padrone dell'Asia per diritto di guerra, diciamo così, o comunque grazie alla sua forza militare. E questo è un gesto che, se dobbiamo fidarci delle fonti, geniale. Lo fa subito conoscere ai suoi seguaci, ma non solo, appunto anche ai suoi nemici, e segna un ulteriore passo avanti nella costruzione del personaggio e del successo, diciamo così, militare del personaggio. Poi, terzo punto che ricordavi, ne abbiamo già un po' parlato, appunto, no? Quello della strategia terrestre finalizzata a togliere ai persiani il dominio marittimo. Io penso che nella concezione imperiale di Alessandro, che vuole sostituirsi all'impero persiano, il cuore dell'impero, il cuore dell'idea imperiale resta però quello ellenico mediterraneo, cioè lui vuole essere il nuovo padrone dell'Asia, ma di un'Asia spostata non verso gli altipiani iranici, spostata verso il Mediterraneo, cosa che sarà poi, perché il mondo ellenistico è centrato su Alessandria, cioè è centrato su una città che diventa il cuore del Mediterraneo. E allora, per questa politica di trasformazione del vecchio impero in un impero veramente mediterraneo, cosa che in fondo forse l'impero persiano non era mai stato, era un impero iranico che si affacciava sul Mediterraneo. Lui vuole un impero mediterraneo che controlli anche l'altopiano iraniano, cioè rovescia questa ottica. Allora, per rovesciarla è fondamentale conquistare i porti subito, e ha ragione nel pensare che Dario III non tenterà di impedirglielo, cioè che non si rassegnerà a perdere la costa del Mediterraneo, perché vorrebbe dire perdere la dimensione veramente imperiale, cioè rassegnarsi a essere un re dell'Asia centrale. E Dario, prima di rassegnarsi a questo, dà battaglia a Isso. Ecco, sicuramente mi viene da pensare appunto sì che l'impero persiano era ideologicamente erede di quello assiro, che a sua volta affondava in quello degli Accadi, e con gli Accadi noi abbiamo per la prima volta lo stabilire di un canone del vicino Oriente che diverrà una costante. Ho lavato la mia spada nel mare orientale e nel mare occidentale. Ecco, quindi non si può perdere uno dei due mari, perché sennò non è più quell'impero universale che è diventato canonico nell'idea che c'è nel vicino Oriente. A riguardo, ecco, però è interessante vedere, tornando un attimo sulle dinamiche della battaglia. A me ha sempre stupito questo, appunto, Alessandro, che porta avanti un esercito che è, come si è detto prima, specializzato, con un'ottima fanteria, tutelata da una buona fanteria leggera, e poi questa cavalleria che è elemento risolutivo però spesso, che è un po' chiave di volta. E in effetti però Alessandro vince contro una realtà come quella persiana, dove la cavalleria in realtà tecnicamente doveva essere un'eccellenza, perché noi abbiamo il mondo indo-iranico ha sempre espresso l'eccellenza della sua capacità militare con i combattenti a cavallo, dai quelli corazzati agli arcieri a cavallo. E mi ha sempre stupito come in realtà la cavalleria persiana riesca a fare poco contro la cavalleria macedone. Sì, dunque, ora entriamo proprio nel vivo, cioè proprio nella battaglia di Isso. Quali sono gli schieramenti, per bene, come venne affrontato lo scontro, e ovviamente la vittoria. Io a questo punto agevolo le cartine che mi hai fornito tu, Gastone, e quindi questa è la situazione iniziale, spero si possa vedere, della battaglia di Isso. Quindi Gastone, a te la parola. Sì, le cartine sono purtroppo sempre un poco soddisfacenti, nel senso che questa è la migliore che ho trovato, ma in realtà c'è una buona dose di approssimazione. Joel ha già detto la cosa forse più importante, ovvero la scarsa performance della cavalleria persiana, che
fa dubitare anche delle quantità che vengono riferite dalle fonti, queste centinaia di migliaia, ma anche se fossero state soltanto decine di migliaia di cavalieri. Allora, è vero che il campo di battaglia, come si intuisce in questa cartina, era abbastanza angusto, no? Perché tra il mare e le montagne ci sono 2,5 km, insomma non è così ampio da permettere ai persiani una manovra di aggiramento. È vero, allora, gli schieramenti sono, quello macedone è più chiaro, nel senso è meglio anche documentato dalle fonti, ed è quello tradizionale dell'esercito macedone. La falange al centro, protetta alla destra dagli Ipaspisti, cioè quindi da questa unità di fanteria pesante, sceltissima, che è destinata proprio a proteggere il fianco destro della falange e anche a collaborare allo sfondamento. Alla destra degli Ipaspisti la cavalleria pesante di Alessandro, all'estrema alla sinistra invece l'altra cavalleria sotto il comando di Parmenione, che era il vecchio generale di Filippo II, molto esperto, a cui si poteva affidare un compito critico nella battaglia. L'idea di Alessandro è molto semplice, ovvero avanzare con il centro della falange e fissare, diciamo così, no, il nemico, fissare il grosso del nemico, sfondare con la sua cavalleria, quindi la sua ala destra, diciamo, in prossimità della falange, e appena rotta la linea nemica, quindi sulla sinistra persiana e sulla destra macedone, convergere a sinistra e andare a schiacciare il centro persiano proprio contro le punte delle picche, delle sarisse della falange. Mentre tutto questo accadeva, il povero Parmenione aveva il compito ingrato, molto ingrato, di ritirarsi combattendo sostanzialmente, no? Cioè di trattenere l'impeto della cavalleria della destra persiana senza che questa potesse davvero rompere il fronte macedone sulla sinistra macedone e a presentarsi alle spalle della falange, dove avrebbe potuto ovviamente creare grossi problemi. Quindi era un compito proprio di ritardare al massimo l'avanzata dell'ala destra persiana. E va tutto, direi, secondo i piani di Alessandro, tranne quel momento di crisi a cui facevo riferimento prima, ovvero quando vedete c'è un fiume, no, che divide due schieramenti, quando le Taxeis, queste grandi brigate della falange, emergono sul lato opposto del fiume, sono disordinate e il centro persiano, che è costituito dalla migliore fanteria persiana, che in realtà è fanteria greca, appunto sono mercenari greci, contrattacca e lì c'è un momento di grossa crisi. Ma nel frattempo la cavalleria dei compagni del re, la cavalleria pesante macedone, ha rotto il fronte e converge sulla sinistra, ecco qui si vede perfettamente, insomma, perfettamente, si vede abbastanza, ha rotto il fronte nel momento in cui rompe il fronte e converge sulla sinistra e schiaccia, appunto, investendoli sul fianco e in parte alle spalle, schiaccia questi poveri opliti greci contro le Taxeis che stanno faticosamente emergendo dal fiume. È qualcosa che secondo i calcoli basati sugli spazi, cioè, veramente dura poche decine di minuti, dobbiamo immaginarci veramente uno scontro molto rapido. Allora, il punto più difficile da anche immaginare di tutta questa manovra è la rapidità e la facilità relativa con cui la cavalleria di Alessandro riesce a sfondare le linee persiane, perché doveva esserci di fronte della cavalleria di buon livello, quantomeno, che invece viene messa in fuga nel giro di pochi minuti. E questo perché, allora, rimane un punto interrogativo, nel senso che il miglior armamento, il fatto che avessero delle lunghe lance del tipo delle sarisse da cavalleria, quindi non lunghe 6 metri ovviamente, però più lunghe delle armi persiane con cui andavano a urtare i cavalieri persiani, disarcionandoli e mettendoli, anche gettandoli nel panico. Non erano abituati forse a uno scontro con un tipo di cavalleria come quella macedone. In realtà non lo sappiamo. La cosa certa è che la manovra di Alessandro riesce perfettamente, perché prima spezza appunto l'ala che ha di fronte, che dovrebbe essere stata costituita soprattutto da cavalleria, e poi converge a sinistra e interviene nel punto critico. Chiudo dicendo due cose importanti: che con la cavalleria di Alessandro collabora almeno una chiliarchia di ipaspisti, cioè, e questo direi che va sottolineato, cioè ci sono almeno 1000 fanti
pesanti e sceltissimi, sono fanti migliori addirittura dei bezzeleri della Lange, che combattono accanto alla cavalleria di Alessandro. Quindi probabilmente spanciano i cavalli dei persiani nella mischia, intervengono e favoriscono lo sfondamento della cavalleria di Alessandro. Primo punto. Secondo punto, adesso non me lo ricordo più, c'erano due cose che volevo dire. Una era questa: i paspisti collaborano appunto con Alessandro, e l'altro, vabbè, mi verrà in mente, scusate. Beh, magari, Adesso mi è sfuggito. magari facciamo un attimo parlare Joel, poi ti arriva il Sì, punto. sì. Vai Joel. No, beh, allora intanto è interessante questa collaborazione tra fanteria e cavalleria, è un elemento che poi riappare più volte nell'arte della guerra del mondo antico. La vediamo da parte di reparti di cavalieri e fanti accoppiati dei siracusani, la rivediamo poi in altre realtà militari del mondo occidentale, quindi sicuramente per una realtà invece abituata ad avere una cavalleria che agisce in maniera autonoma e che fronteggia delle cavallerie analoghe o delle fanterie male armate, ecco, sicuramente deve essere una componente di impatto. Beh, poi ecco, in generale io credo che anche in questo caso, e ritorno al pregio di Alessandro come affabulatore, come persona carismatica, come fomentatore di uomini, dall'altro lato, questo è stato detto in tutte le salse, l'impero persiano, ma soprattutto la macchina militare persiana, un po' come un gigante dei piedi d'argilla. Ora, è curioso nel senso che noi abbiamo l'impero persiano che si afferma sui Medi, si afferma molto prima nel vicino Oriente, anche perché militarmente è dinamico. Però per quando avviene lo scontro con Alessandro, forse ancora prima lo scontro col mondo greco, è una realtà molto grande, con dei problemi di logistica da una parte, e forse anche dei problemi di motivazione, secondo me, dei problemi motivazionali. Se andiamo a vedere cioè, quale sarà l'epilogo dell'impresa di Alessandro, e come alla fine, come politicamente, non solo militarmente, ma come politicamente l'impero persiano risponde all'input dell'esercito macedone che marcia all'interno dei suoi confini, forse un grosso problema era un problema legato al morale. Non solo appunto il morale sul campo, e forse lo vediamo qui, ma in generale anche un sentimento relativo al proprio essere nazione, al proprio essere impero. Forse non era, cioè, appunto mancava una coesione ideale, ecco. Gastone, ti è tornato in Sì, mente quello che volevi mi è dire? tornato, no, Vai. sono d'accordissimo con quello che dice Joel. Purtroppo è un tema, appunto, è un'osservazione condivisibile. Purtroppo raccontino, no? Poi realmente quale potesse essere il morale dei persiani, le reazioni dei vari elementi dell'esercito sul campo di battaglia, se alcuni erano più altri, più determinati di altri, no? Questo è un po' difficile, però sicuramente ci deve essere stato qualche problema di fragilità motivazionale, come diceva Joel, nella conduzione delle operazioni, specialmente nella conduzione della battaglia, cioè proprio nello svolgimento tattico della battaglia. Quello che volevo dire, che appunto mi è tornato in mente, è che quella conversione a sinistra che fa Alessandro dopo lo sfondamento, per cui, no, rompe le linee dell'ala persiana che ha di fronte, e poi invece che inseguire i fuggiaschi ferma la sua cavalleria e corre a sinistra per dirigerla su un altro nemico, su un altro obiettivo, che sono gli opliti del centro persiano. È una delle manovre che la cavalleria possa eseguire sul campo di battaglia. Mi è venuto in mente che volevo citare Lord Wellington, che se la prendeva con la sua cavalleria, diceva no, questi non sono buoni a nulla, galoppano dietro a qualsiasi cosa, no? Appena sfondono
le linee francesi galoppano dietro a qualsiasi cosa purché possano inseguire qualcuno. Ma al di là della battuta di Wellington, che non era simpaticissimo, come sapete, che insomma faceva un po' il superiore, no? Però è vero, cioè, credo che una delle cose più difficili fino a età recenti sia stato controllare la cavalleria vittoriosa. Nel momento in cui la cavalleria spezza le linee nemiche, i cavalli galoppano, i cavalieri sono trascinati dal loro sangue potente, vogliono sfruttare la loro vittoria fino in fondo, e invece Alessandro riesce a trattenerli dopo che ha sfondato le linee, lascia che l'ala sinistra persiana si disgreghi per conto suo senza incalzarla e li costringe a riposizionarsi, a convergere a sinistra e ad attaccare un altro nemico, cosa che anche psicologicamente per un combattente non è semplicissima. Dice: ma caspita, io ho appena vinto la mia battaglia, mi tocca combattere un'altra. Va bene che questi erano bene addestrati, però no, cioè, veramente questo è un caso di leadership sul campo di battaglia eccezionale, e gli fa vincere la battaglia, infatti. Io penso che una cosa dal punto di vista proprio materiale che dobbiamo tenere presente relativamente all'eccezionalità di quello che fa la cavalleria macedone, noi abbiamo una cavalleria che viene impiegata come arma da sfondamento e che combatte col contos, che è appunto una lunga lancia impugnata a due mani, ed è una cavalleria senza staff, ma anche senza sella cornuta. Che sono i due passaggi che noi abbiamo in Occidente. Abbiamo la sella cornuta introdotta dai Galli nel secondo avanti Cristo, che poi viene subito copiata dai Romani, che dà una maggiore stabilità al cavaliere. Per capirci, la sella cornuta è un po' come da una posizione simile alla monta western, ed è qualcosa che ha 4 corni di cuoio, 2 davanti e 2 dietro, che aiutano a incastrare in qualche modo il cavaliere. Poi con le stappe avremo ancora più stabilità. Ecco, tutto questo non esiste. Noi abbiamo dei cavalieri che montano sì, con delle gualdrappe, ma praticamente a pelo, ecco, eppure riescono ad essere dei cavalieri che effettuano delle manovre da sfondamento con delle lance tenute a due mani, fanno delle manovre da impatto, da urto. Quindi, ecco, da un punto di vista di abilità, di addestramento, doveva essere veramente un background notevole quello della cavalleria macedone. Ricordiamoci, ecco, noi non siamo abituati a pensare, noi ricordiamo i popoli delle steppe come grandi cavalieri, ma ricordiamoci che gli abitanti della Tessaglia e poi di altre realtà del nord della Grecia sono ricordati per essere degli ottimi cavalieri. Probabilmente qui abbiamo una prova tangibile. Un'altra cosa, ecco, questa è una curiosità, però ecco che in tanti non hanno presente. Noi ci immaginiamo il cavallo da guerra come questi cavalli alti, robusti. Ecco, la selezione che porta ai cavalli alti al garrese come quelli che vediamo al giorno d'oggi avviene durante tutto il Medioevo. I cavalli dell'età del ferro ritrovati nelle sepolture o in generale in contesti antropizzati andavano da 1,15 m a dei rarissimi 1,30 m al garrese. E lo so che immaginare questi cavalieri sopra dei poni non è qualcosa che ci emoziona più di tanto, però effettivamente erano delle bestioline piccine, e questo però dà ancor più, secondo me, merito ai cavalieri di Alessandro. Cioè, immaginiamoci questi cavalieri che senza staffe, senza una sella che gli desse stabilità, caricano, sfondano le linee persiane quando non è che fossero sopra degli animali altissimi. Ecco, c'è anche questo secondo me da considerare. Un bucefalo pony mi fa molto ridere, devo dire, comunque. Allora, dunque, siamo arrivati alla fine della battaglia di Isso. L'esercito macedone vince e tra parentesi qua c'è una domanda di un nostro collega, Zak, che dice mi chiedo sempre come abbiano potuto permettere ad Alessandro, parliamo dei persiani, di arrivare fino a Gaugamela invece di sfibrarlo con popoli che queste cose sapevano fare in un territorio favorevole. Allora, quindi la mia domanda a questo punto è: quali sono i frutti della vittoria di Alessandro, ma specialmente com'è andata dopo? Cioè ci fu la successiva battaglia di Gaugamela e tu, Gastone, sappiamo benissimo che eri presente di quel giorno a Gaugamela. Ero lì. Scusate, ma dovevo dirla, era proprio lì così. Quindi, prego, Gastone. I frutti della vittoria Alessandro li coglie la sera stessa, perché occupando l'accampamento di Dario
cattura la madre, la moglie, i figli, quindi no? Diventa immediatamente, anche proprio visibilmente, no? Il nuovo padrone dell'Asia, perché si impadronisce della famiglia del re dei re e pochi giorni dopo poi del tesoro reale che Parmenione troverà in Siria. Quindi i frutti sono immediati e è tanto vero questo che quando Dario poi poche settimane dopo in realtà manderà una missiva diplomatica ufficiale ad Alessandro per dirgli: guarda, va bene, mi hai sconfitto, ti lascio le mie province occidentali, facciamo la pace tra grandi re, tra due grandi re, e accordiamoci. Alessandro gli dice: ma neanche un po', io ormai sono padrone dell'Asia, ti posso risparmiare la vita, tu puoi venire da me non come supplice, gli dice, però come sostanzialmente mio vassallo, non usa ovviamente questo termine, e forse ci mettiamo d'accordo. Ma Alessandro la sera di Isso è convinto di avere in pugno l'Asia e non ha torto, come dimostrerà poi. Poi che cosa fa? Anche qui si rivela la sua intelligenza, non è che insegue Dario cacciandosi nei guai, forse come quella domanda no, poteva far intendere, cioè cacciandosi con un esercito stanco in zone ancora sotto controllo persiano. Lui persegue la sua strategia mediterranea, va ad assediare Tiro, prosegue fino in Egitto, quindi la sua strategia è chiarissima, tanto sa che Dario non potrà far altro che riaffrontarlo in battaglia e lui lo risconfiggerà. Tra l'altro Gaugamela, io c'ero, come dicevi tu, a Gaugamela le cose vanno in maniera assolutamente analoga, la battaglia è diversa perché lì Dario può tentare un avvolgimento d'ala sulla destra perché il campo di battaglia è molto ampio, l'esercito macedone è costretto ad allargarsi, si crea uno spazio aperto al centro e questo crea dei problemi grossi, i persiani arrivano all'accampamento, ma lasciamo stare. Sostanzialmente quello che succede è una replica di Isso, cioè la falange avanza al centro, impegna il centro persiano, Alessandro sfonda di fronte a sé nello stesso punto, tra l'altro, lui si schiera sempre a destra della falange, converge verso sinistra e fa fuori il centro persiano. Succede la stessa cosa e Parmenione stessa cosa, gli capita la parte più difficile e meno eroica perché gli tocca combattere all'ala sinistra macedone per trattenere la cavalleria nemica senza tanta gloria e con tanti rischi. Quindi è una replica su scala diversa sostanzialmente di Isso. Ecco, per questo che io ho scelto Isso in questo libro inaugura una collana che si chiama Il giorno perfetto, no? Perché secondo me la battaglia di Isso veramente è il giorno perfetto di Alessandro, in cui lui riesce a dimostrare la sua eccezionale perizia tattica, ha ancora un esercito perfettamente, cioè ancora perfettamente addestrato, che ancora ha subito poche perdite, in cui tutti ancora sanno fare bene il loro mestiere, no? Perché poi ci saranno problemi, ma insomma qui non ne parliamo. Ed è veramente il giorno alla fine del quale lui si sente padrone dell'Asia. Allora, Joel, prima di darti la parola, effettivamente, dato che mi hai dato il là, Gastone, qui ci chiedono, tra Isso e Gaugamela, quale battaglia può essere considerata più decisiva e prolifica in termini strategici? Tu, Gastone, sei dalla parte di Isso, da quanto ho capito, no? Io ne parlavamo fuori live, io e Joel invece siamo più verso Gaugamela, perché di fatto è la conclusione perfetta. Tra parentesi c'è stato un piccolo aiuto da parte di Besso a Gaugamela che ha ammazzato male anche Dario III. Ecco, Joel, Isso o Gaugamela secondo te? Ma allora, io sono più proiettato verso Gaugamela perché secondo me è quella che segna, come diceva prima Gastone, appunto, Alessandro ha un'opzione che gli viene offerta, spinta da re dei Persiani, che dice appunto: va bene, mi hai vinto, tieniti la parte occidentale. Alessandro rifiuta questo ed è con Gaugamela, secondo me, che diventa signore dell'Asia propriamente detta. Ecco, si spinge a combattere e vincere non vicino alle sponde di un mare amico, ma si spinge all'interno di quello che è il territorio persiano. Dall'altro lato, io credo che faccia emergere, ma in realtà forse
in effetti ci sono i semi, ci sono già ad Isso, ma a Gaugamela emerge quello che secondo me è il problema effettivo dell'impero persiano. L'impero persiano non è nuovo, ormai ha scontri intestini, ha problemi interni di tipo dinastico, ha problemi legati alle satrapie, ha evidentemente un problema gestionale. Secondo me, ed è quello che probabilmente consente ad Alessandro di arrivare così avanti e di stravincere e di diventare il nuovo signore dell'Asia, è proprio come l'impresa di Alessandro poteva essere stata percepita non tanto da chi è al vertice in Persia in quel momento, ma tutta una serie di elementi subalterni. Non abbiamo secondo me delle fonti che lo attestino, ma io non metto in dubbio assolutamente che ci sia qualcuno che abbia pensato nell'entourage di Dario, che abbia pensato, questi barbari, questi selvaggi sono arrivati, sono bravissimi a fare la guerra perché lo sappiamo, diciamo, come mercenari, sono arrivati un po' all'interno, hanno dato una bastonata alla re dei re, vedi mai che quando hanno finito di fare il bello e il cattivo tempo, io potrò trarne vantaggio. E secondo me è qualcosa che si legge tra le righe per come si comportano poi determinate satrapie nella Sogdiana, nell'area più orientale. Questo però noi lo vediamo proprio quando la sconfitta di Dario è totale, quando non è più nella posizione di poter dire, di poter offrire ad Alessandro una metà o un quarto, un terzo del suo impero, la parte occidentale, ma ormai ha perso completamente, ha perso l'epicentro. E allora secondo me noi riusciamo a intendere perché Alessandro è arrivato fin lì. È arrivato fin lì sicuramente perché è un personaggio eccezionale, è arrivato lì perché ha una macchina militare eccezionale sotto certi punti di vista, ma che sicuramente lì non avevano mai visto, con una sinergia tra fanteria appunto e cavalleria di un determinato tipo, ma anche perché politicamente secondo me c'è una debolezza di fondo e Alessandro è stato sottovalutato, i macedoni sono stati sottovalutati, sono quei guerrieri bronzei fortissimi che vengono da quel paesino litigioso che è oltre i confini dell'impero, che insomma sì, sono venuti, hanno questo capo guerriero, ma insomma si leveranno dalle scatole prima o poi. E invece ciò non succede. Secondo me c'è questo elemento che è molto molto importante. Ed è per quello che appunto vedo un po' più Gaugamela, perché dopo Gaugamela non si può tornare indietro. I persiani hanno perso tutto. Sono d'accordo, per carità, guarda che ci mancherebbe. Io ho scelto Isso forse perché è la grande vittoria, perché è la prima grande vittoria, perché dal punto di vista della conduzione tattica, quella dove già si vede tutto, dove già esatto. È tutto perfetto in poche ore, tutto, però è chiaro, tutte le tue considerazioni sono assolutamente condivisibili dalla prima all'ultima. Però quello che dici tu è giustissimo, nel senso che effettivamente Gaugamela è una copia di Isso. La cosa che però appunto che aiuta secondo me ad avere una prospettiva su quanto drammatica fosse in realtà la situazione persiana, è che a Gaugamela non succede, per carità, con tutti i distinguo del caso, però anzi peggio, perché in realtà lì i persiani hanno un campo di battaglia che è molto più favorevole per loro, eppure perdono lo stesso, e perdono davanti a un disegno tattico, che è lo stesso disegno tattico che si sono presi nei denti a Isso, cioè non hanno imparato niente. Non trovano contromisure, sì, non hanno imparato niente. Sì. Ma non hanno imparato niente, ma di nuovo, per imparare qualcosa, per voler imparare qualcosa e volerlo mettere in pratica, ci deve essere un QG, un quartier generale, degli ufficiali, una gestione che appunto sfocia nel politico di un certo tipo. Secondo me lì non c'era, anzi di nuovo c'è qualcuno che vuole che Dario perda, secondo me, qualcuno che non è interessato, c'è chi non è interessato, c'è chi non è motivato, e forse c'è qualcuno che rema veramente contro, sottovalutando completamente Alessandro. Le conseguenze, certo.
Signori, una domanda, torniamo un attimo alla battaglia del Granico. Qua ci chiedono, quella di Clito che salva la vita di Alessandro al Granico, secondo voi è una leggenda? Ma non necessariamente, nel senso che Alessandro si esponeva, questo è una cosa direi accertata, e aveva attorno a sé una guardia del corpo, cioè fatta dai suoi amici più fedeli, quindi io la prenderei per buona, non so tu Joel, ma per me è una di quelle fonti, di quelle direi attendibile, accettabile. Assolutamente plausibile, ecco, così come invece dall'altro lato io non, se ne parlava prima, non credo a quelle cifre enormi, a questo esercito persiano gigantesco, perché secondo me non c'era la logistica, ma non è che non c'era perché Ma l'impero persiano non ce l'aveva, Già da Erodoto. ma nessuno all'epoca aveva secondo me la logistica di poter gestire dei numeri così grandi, però sicuramente c'era una grandissima superiorità numerica. Ecco, dall'altro lato qua no, lo trovo assolutamente plausibile proprio perché, come dice Gastone, Alessandro si esponeva costantemente e secondo me era proprio l'esporsi costante di Alessandro ad essere uno degli elementi che spingeva, dava quell'in più che portava alla vittoria. Noi non ci pensiamo, però ripeto, cerchiamo, sarebbe interessante se riuscissimo veramente a guardare ad Alessandro e alla sua impresa e alla realtà macedone di Alessandro, cercando di spurgarci di tutto quello che gli studi classici ci danno in Italia. A questo Alessandro appunto è macedone, però in fondo sì, ecco, i macedoni sono dei greci un po' sui generis perché sono un po' appunto nelle frange più distanti, ecco, però insomma è la civiltà occidentale che combatte contro il vicino Oriente, no? Ce la vendono così. Ma se noi riusciamo per un attimo a scollegarci, a renderci puri rispetto a questo preconcetto, l'idea dei compagni di Alessandro, che sono quelli poi che diventeranno i diadochi, e i compagni dei compagni che formano la cavalleria degli Etairoi, ma veramente è un signore della guerra barbarico alla quintessenza, con i suoi amici più vicini e l'entourage dei rispettivi amici che crea la banda di guerra d'elite che porta avanti l'esercito. È qualcosa di molto, in realtà se non pensiamo, se non siamo fermi a pensare che è un'espressione della grecità, è in realtà qualcosa che rimanda quasi ai cavalieri medievali, anzi forse sarebbe opportuno dire che certe realtà del Medioevo, certi ordini cavallereschi si sono ispirati a quello che veniva Bravo, raccontato. guarda, d'accordissimo, hai detto una cosa secondo me che va sottolineata. Il successo di Alessandro nell'Occidente medievale dipende da questo, che è proprio la mentalità della cavalleria occidentale, perché è il primus inter pares, insomma, no? Quello circondato dai suoi compagni che sono alla sua altezza, alla sua pari, quantomeno perché sono combattenti accanto a lui, perché è gente che a cavallo va con lui in battaglia, quindi è sicuramente ha un elemento di fascino sulla mentalità dell'Occidente medievale eccezionale. Sì. E invece ci chiedono, Alessandro che reputazione ha avuto nel mondo persiano e nell'Iran attuale? Sapete qualcosa? Ma io credo che in tutto il mondo orientale poi Alessandro finisca per avere una buona reputazione, nel senso che soprattutto per i cronisti arabi così, c'è questa immagine, no, del re occidentale ma che riesce in qualche modo a creare un sincretismo fondamentalmente, insomma del re che supera i confini della sua civiltà. E quello che a me colpì molto è che quando andai a Erbil, che quindi a Gaugamela, Erbil è vicino ad Arbela, siamo nelle zone della battaglia, trovai una riproduzione del mosaico di Alessandro, che poi in realtà raffigura la battaglia di Isso, ma forse in Iraq non ne erano certi, perché che dava la prova ancora nel XXI secolo di come Alessandro Iskander sia questa figura un po' leggendaria, ma che ha superato i confini della sua civiltà. Ecco, è riuscito a superare i confini della sua civiltà occidentale per creare qualcosa di nuovo, di diverso, anche se con la forza delle armi. C'è un libro bellissimo di Kipling, dal quale è stato tratto un film ancora più bello, secondo me, con Sean Connery,
è L'uomo che volle farsi re, che è la storia di questi due avventurieri massoni inglesi che si recano nel Kafiristan, che è questa regione che esiste realmente in Afghanistan, e provano a creare un loro potentato, e uno dei due riesce a presentarsi, si spaccia per erede di Sikander, e questo Sikander è il nome che i Kafiri in questo racconto di Kipling danno ad Alessandro, perché si ricordano di Alessandro Magno. Ma c'è ancora, adesso in realtà è un mito, secondo me, un po' spinto da certe scuole occidentaliste che abbiamo in Europa, però tuttora nel Kafiristan i Kafiri hanno dei tratti somatici che in realtà sono da ricondurre ai tocari, secondo me, però hanno i capelli chiari, gli occhi chiari, la carnagione molto chiara, e si racconta, per una cosa che è iniziata nel 1800, hanno iniziato a girare questi racconti che fossero i discendenti di una guarnigione lasciata lì da Alessandro Magno. Sai che Kafiristan vuol dire terra degli infedeli, degli no? infedeli, terra degli infedeli. Mentre adesso non si chiama più Kafiristan, si chiama Nuristan, cioè la terra della luce, perché sono stati convertiti forzatamente all'Islam alla fine del XIX secolo, quindi lì è stato cambiato il nome. I Nuristan attuali sono biondi, ci sono molti biondi con gli occhi azzurri, però che questo risalga ai pezzeteri di Alessandro lasciati lì, insomma, diciamo che quantomeno in dubbio. Sentite, però è molto affascinante, è molto affascinante, il film è splendido, L'uomo che vuole farsi re è splendido. Sentite, ultima domanda, come viene visto Alessandro nel Medioevo invece? Beh, lo accennavamo prima, no? Cioè Alessandro è uno dei, anzi è il personaggio, direi, del mondo antico che ha più noto, che esercita il fascino più forte in tutto il Medioevo occidentale, senza dubbio. C'è un bellissimo volume del Lorenzo Valla che è proprio Alessandro nel Medioevo occidentale, a che consiglio a chi ha fatto questa domanda se vuole approfondire, perché Alessandro ha questa capacità di trasmettere valori che vanno al di là delle sue capacità militari o delle sue capacità o del fascino del conquistatore, e tutti percepiscono che è qualcosa che appunto travalica i confini di una sola civiltà, e questo è il grande fascino di Alessandro. Poi che questa sia una interpretazione un po' forzata di quello che veramente voleva fare, se ne può discutere, però certamente quello che resta nella storia dell'Occidente è un occidentale non solo capace di conquistare l'Oriente, come diceva Joel, è un'impresa che all'inizio sembra folle, perché con 40.000 uomini pensare di distruggere un impero, arrivare ai confini del mondo, però è uno che non solo distrugge, ma ricostruisce, che distrugge per creare davvero un mondo nuovo, conquista per creare un mondo nuovo, e questo gli va riconosciuto, perché il mondo ellenistico certamente è qualcosa di diverso da quello che c'era prima, insomma, no? È una grecità all'ennesima potenza, grazie all'incontro con l'Oriente. Sì, io se non sbaglio ci sono degli pseudo classici che costruiti in realtà nel Medioevo, che narrano delle imprese di Alessandro, che sono bellissimi, di Alessandro che combatte contro popoli mostruosi, con uomini con le corna, villosi, combatte contro le Amazzoni, quindi è una figura che entra, secondo me, tanto giustamente come dice Gastone, è conquistatore ma ricostruttore. Poi secondo me, ecco, primus inter pares dicevamo prima, e ammicca secondo me l'idea degli ordini cavallereschi. Muore giovane, Alessandro conquista, vince e muore giovane, non ha tempo. Allora, ecco, una visione romantica potrebbe dire che non ha tempo di invecchiare e di prendere quei caratteri negativi che per forza di cose un egemone prende quando invecchia. Cesare l'hanno ammazzato i suoi a coltellate, perché ecco, Alessandro invece no. Un romantico dice appunto muore giovane, muore puro. Io che sono meno romantico mi ricordo che Alessandro da sbronzo ha ammazzato uno dei suoi compagni perché gli girava male, quindi secondo me e non uno qualunque, ma Clito, se non ricordo male, di qui sì, sopra. Quindi ecco, quindi forse ecco, però da un punto di vista immaginifico c'è questo
secondo me ci sono vari punti che prestano la figura a un'idealizzazione. Poi ecco, cioè, si sarà capito da un paio di cose che ho detto. Io in realtà la figura di Alessandro non l'amo particolarmente perché secondo me è enormemente sopravvalutato. Io sono un fan di Annibale, si sa, quindi ecco, lo trovo... lo vedo molto, appunto, come ho detto, come un capo guerriero con un enorme carisma, però ecco, però sono viziato in questo mio. Questa è assolutamente una valutazione emotiva, non lo metto in dubbio. Bene. Intanto comunque complimenti per il tuo tartan screen, Joel, che è stato molto, molto bello. Va bene, io direi a questo punto di concludere qui e voi potrete dire che c'eravate quel giorno su Parresia. Ora basta continuare a dire questa battuta perché non è stantia. Detto questo, io intanto ringrazio ovviamente Gioa Canestrelli e specialmente Gastone Breccia, quindi vi ricordo di acquistare a questo punto il libro, link in descrizione se volete leggere appunto la sinossi, e a questo punto vi rimando a venerdì per una nuova live. Riprenderemo a parlare in qualche modo comunque della guerra in Ucraina con una ospite in questo frangente, e a questo punto vi rimando venerdì. Ancora grazie Joel, a Gastone e a chi ci ha ascoltato, e una prossima live ancora qui su Paresia. Arrivederci a tutti e arrivederci ai nostri ospiti. Grazie, ciao. Grazie Ciao. a voi.